recuperarsi perché può fare 3 passi avanti senza che le altre possano farne altrettanti. Sì, beh, recupero, per cui abbiamo questa possibilità di poter accorciare in qualche modo la classifica. Cercheremo di farlo con tutte le nostre forze, con tutto quello che abbiamo a disposizione. Si riparte da quel bel recupero contro il Modena. Vabbè, per forza di cose, io voglio ripartire da lì, dalla buona reazione che hanno avuto i ragazzi, per cui e dalle sensazioni positive che ho avuto e ho tratto, per cui sicuramente partiremo, cercheremo di partire da lì. Come si fa a dare continuità, visto che le fiammate ci sono, le qualità anche, perché insomma penso anche ai 2 gol che sono arrivati, uno su schema e uno su qualità indubbie di un giocatore. Insomma, le qualità ci sono, bisogna però metterle in campo 90 minuti. Ma questo penso sia una problematica che da sempre, no? Affligge un po' questa stagione per il Padova. Come si fa? Cercando di portare a casa comunque un altro risultato positivo. La continuità è non interrompere, no? Un filo conduttore, per cui noi abbiamo questa possibilità qui e cercheremo di far su tutte le energie necessarie per affrontare questa partita. Troveremo anche una squadra un po' arrabbiata, penso, per la magra figura che hanno fatto sabato in casa, per cui come sempre dirò che sarà una partita molto difficile. Senta, come ci arriva il Padova? C'è qualche giocatore che non ce la fa? Come siamo? Beh, dobbiamo raggruppare tutte le energie, infatti c'è qualche acciaccato e quindi valuteremo fino a domani. Oggi abbiamo un'altra giornata praticamente di fronte, la possibilità di recuperare le forze necessarie. Per Pensavo che cui, per così. cui aspetteremo fino a domani mattina. Senta, le parole di Mazzoni finita la partita sono arrivate al cuore, insomma, la sua impressione è che perché lui ha detto ieri, insomma, l'ho detto subito appena finita la partita perché a caldo forse entrano meglio, no? Sì, non so cosa abbia detto ieri. Io il succo l'avevo già un po' estrapolato io in conferenza stampa, per cui è vero, a caldo si dicono anche tante cazzate, sinceramente, no? Per cui non è questo il caso. Non sempre, lui penso che abbia toccato le corde giuste. Sta a noi dimostrare poi, come sempre, che il campo dà delle risposte, di aver capito e di trovare quella continuità che parlavamo prima, sia di prestazione che di risultati. Come si prepara non tanto fisicamente quanto psicologicamente una partita come quella di domani, perché è atipica, visto che comunque il primo tempo alla fine durerà 18 minuti o poco più. Come dunque si prepara? Ma io lo voglio preparare come una partita normale, proprio per non snaturare quello che è la preparazione naturale di una gara. Poi è evidente che è un'anomalia, si vede poco, insomma. Per cui niente, io non stravolgerò nulla. È anche vero che sarà una mini partita di un'ora praticamente, un poco più col recupero, dove tutte e due le squadre cercheranno di darsi battaglia.